Giovani Criciúma e l'Informa Giovani di Vittorio Veneto presentano Focus On, informazioni e risorse per il mondo giovanile. Conduce Irene Soldera. Buonasera a tutto il pubblico di Focus On, saluto subito l'assessore alle politiche giovanili Antonella Caldart. Buonasera a tutti voi di Vivi Radio, buonasera a tutti voi della Tenda TV, grazie per avermi accolto anche questa sera. Anch'io saluto tutto il mio pubblico di Vivi Radio e della Tenda TV e anche Federico che è dietro le telecamere della tenda. Questa sera parliamo di Talent Campus, di Campus dei Talenti, ne abbiamo parlato a lungo, c'è stata una riunione al Centro Giovani Criciúma la scorsa settimana che ha riscosso molto successo. Parleremo di questo bando, di questa nuova iniziativa che fa parte del progetto GIS, Giovani Imprenditori di Se Stessi, più volte menzionata anche in trasmissione. E l'assessore è qui con me questa sera appunto per spiegare i punti del campus. Di cosa tratta il campus, scusi? Sì, certo. Allora, innanzitutto dico che questa sera sono veramente emozionata perché dietro, ed è bene che chi ci ascolta e chi ci vede lo sappia, dietro a tutto ciò c'è un lavoro grandissimo, ma non mio. Io forse ho dato le idee, ho portato avanti un po' il progetto, però di tantissimi ragazzi come quelli che questa sera sono qua con me, che insieme hanno contribuito, hanno lavorato per arrivare alla presentazione e alla realizzazione del Campus dei Talenti. Quindi prima di tutto voglio dire grazie a tutti voi, a tutti coloro che ci hanno aiutato e supportato. Che cosa sia il Campo dei Talenti? Diciamo che cos'è? Innanzitutto è una risposta, vuole essere una risposta ad un grido d'allarme che tante ragazze e tanti ragazzi hanno lanciato e purtroppo continuano a lanciare anche dal nostro territorio, tanti ragazzi e tante ragazze con talenti, con conoscenze e competenze, ragazzi e ragazze che nonostante tutta la loro preparazione, tutte le loro competenze non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per cui noi abbiamo raccolto questa richiesta di aiuto. Noi purtroppo non possiamo trovare un lavoro, abbiamo pensato però di supportare questi ragazzi e queste ragazze dando loro degli strumenti che possano, speriamo, aiutarli a meglio affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro. Concretamente che cosa diamo loro la possibilità di fare? Noi forniremo a tutti voi degli strumenti per innanzitutto imparare a presentarvi. Quante volte si ricevono dei curricula che non sono scritti nel modo corretto oppure che non rispettano le nuove modalità. Anche il curriculum europeo, per esempio, no? Richiede determinate caratteristiche. Come presentarsi, come mostrare, come sapersi valorizzare, come una volta che si è imparato appunto quali siano le tecniche di presentazione sia di persona, sia per iscritto, sia sul web, e la parte di lavoro sul web sarà importantissima, tra l'altro supportata dai ragazzi di Digital Academia, che è una startup di H-Farm, quindi diciamo il luogo dove nascono le migliori startup in Italia. Ecco, una volta che loro avranno appreso questi strumenti, potranno, confrontandosi con, come avete detto nello spot, formatori, esperti, managers, persone che lavorano concretamente alle aziende, potranno capire anche quali siano i nuovi spazi all'interno per le aziende. Questo vale sia per chi volesse iniziare una nuova attività, sia per chi volesse inserirsi in un'attività, sia anche per chi ha un bellissimo, come io sono solita dire, sogno nel cassetto e non ha il coraggio di tirarlo fuori per poi renderlo reale e concreto nel mondo del lavoro. Quindi un po' l'abbiamo già detto, ma perché potrebbe essere un'opportunità per i giovani? Cos'ha in più? Certo, innanzitutto in questi 3 giorni i formatori sono persone di grandissimo carattere, di grandissima importanza per il mondo del lavoro. Sono persone che daranno loro la possibilità di fare una vera e propria palestra. Ci sarà un allenamento anche fisico,
quindi verranno trasmessi momenti, diciamo, concetti motivazionali, ma poi verranno trasmessi anche dei concetti, dei contenuti, e poi i ragazzi potranno allenarsi, mettersi alla prova per imparare proprio a come presentarsi. Però il campus va oltre questi primi 3 giorni, cioè le vere opportunità forse verranno successivamente, nel senso che chi uscirà chi sarà selezionato e parteciperà al campus avrà poi la possibilità di accedere a degli stage. Abbiamo alcune aziende che ce l'hanno messa a disposizione, sono stage in Italia e all'estero, in multinazionali, quindi in aziende strutturate, dove i ragazzi verranno effettivamente messi a lavorare, quindi messi alla prova per misurare ancora una volta le proprie, appunto, competenze. Oppure, e questa è una strada e ci auguriamo che poi chi entrerà negli stage abbia la possibilità di continuare a lavorare, quindi è un passaggio importantissimo questo, che se poi il ragazzo o la ragazza saprà sfruttare potrebbe veramente sfociare, speriamo, in un rapporto di lavoro continuativo. Ci sarà poi la possibilità di accedere gratuitamente a 2 giornate di formazioni del Master Lab di Digital Economics presso appunto H-Farm, H-Accademia, che è forse il master più importante nel settore digitale. E naturalmente per tutti la possibilità di continuare ad accedere ai nostri punti di orientamento che stanno all'interno del progetto Giovani, quindi all'Informa Giovani di Vittorio Veneto. Allora, grazie per queste prime pillole. Adesso abbiamo un break. Vi lascio il numero per contattarci su Vivi Radio, che è 342 66 10 765. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. See you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, and nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah. Newton got beaten by the apple. Egypt was troubled by the horrible asp. Sempre in compagnia dell'assessore alle politiche giovanili Antonella Caldart, e stiamo parlando di Campus dei Talenti. Esatto. Prima di arrivare ai contenuti, vediamo un po' la parte organizzativa, fermo restando che tutte le informazioni di cui noi stiamo parlando questa sera le trovate nel sito www.talentcampusvittorioveneto.it. Poi c'è anche una pagina Facebook, poi daremo anche i contatti per capire come fare a spedire i curriculum. Certo. Dunque, sono 3 giorni, 8, 9, 10 marzo, mettete in agenda ragazzi, 8, 9, 10 marzo, 2 giorni, i primi 2 giorni qui a Vittorio Veneto, presso la Silca, che è l'azienda che è nostra partner, una dei main partners, e che ci ospita. E il terzo giorno, invece, il 10 marzo, la domenica, andremo presso Digital Accademia in H-Farm a Roncade. Si tratta di una full immersion, quindi dalle 9 del mattino alle 6 di sera, completamente gratuita. Ecco, questo lo voglio sottolineare ed è uno degli ulteriori motivi per cui vale veramente la pena approfittarne, perché è un corso, diciamo, queste 3 giornate, una specie di mini master che ha un valore importante, quindi anche economicamente parlando, e quindi è senz'altro un plus, se non altro da mettere nel proprio curriculum nel momento in cui ci si presenta. Le aziende partner dell'evento quali sono? Ho già citato la Silca, a cui davvero dobbiamo molto, che è una multinazionale dell'occhiale che oltre ad ospitarci mette a disposizione uno dei famosi stage. E l'altra main partner è appunto H-Accademia, una startup a sua volta di H-Farm.
Poi abbiamo delle altre aziende che hanno messo a disposizione degli stage. Attualmente si tratta della Marcolin, che è un'altra multinazionale del campo degli occhiali, e poi abbiamo l'Asco, una nostra azienda, che a sua volta appunto partecipa. Però nei prossimi giorni conto che altre con cui stiamo dialogando daranno definitivamente diciamo la loro disponibilità. Preciso che gli stage, o meglio i partecipanti agli stage, verranno selezionati durante il corso e verranno selezionati d'accordo con i managers di queste aziende, di modo che esse, cioè le aziende, individuino delle figure che sono compatibili con il business e i ragazzi e le ragazze che vi partecipano siano interessati a quel business, cioè deve essere una cosa assolutamente mirata e che porti vantaggi ad entrambi. Poi naturalmente abbiamo altri partners come i media partner che mi piace ricordare, tra cui ribadisco Vivi Radio, la Tenda TV e RC Conegliano, partner per noi importantissimi. Poi abbiamo il Movimento Consumatori, che è giusto citare perché ci ha appoggiato fin dall'inizio anche nella ideazione e che ci sostiene anche nella promozione. Molto interessante vedere come le università, Ca' Foscari, l'Università di Padova, piuttosto che di Treviso, a cui in questi giorni abbiamo chiesto la collaborazione, ci stanno assolutamente accogliendo al loro interno per la promozione e anche ci stanno dando il patrocinio all'operazione. Ribadiamo, perché non l'abbiamo detto, forse molto bene, però non è una cosa che riguarda solo Vittorio Veneto. Esatto. Viene fatta a Vittorio Veneto, però ricordo ragazzi che comprende tutto il Veneto, quindi è un progetto davvero grosso e importante. Esatto, ci sono 40 posti a bando, adesso diremo anche come accedervi, ed è aperto ai residenti in Veneto, ragazzi e ragazze che vadano dai 18 ai 27 anni compresi, cioè chi compie 18 anni quest'anno e chi ne compie 27. Parlando prima nel break mi diceva che c'è stato anche già un buon feedback. Sì, il bando è stato aperto venerdì verso mezzogiorno. Nel pomeriggio abbiamo avuto appunto l'incontro di cui parlavi tu con una 60ina di ragazzi qui al Centro Giovani, bellissimo, e già c'erano 10 iscritti. Oggi, quindi con sabato e domenica di mezzo, siamo arrivati quasi, credo, a 20, quindi metà dei 40 posti sono già, tra virgolette, prenotati, anche se poi tutti dovranno essere vagliati, cioè tutte le richieste devono essere vagliate, perché verrà valutato il curriculum di ciascuno dei ragazzi e le ragazze, ma soprattutto la motivazione. Ecco, io vorrei dire questo: qui non conta il voto, cioè qui parliamo di ragazzi che possono essere in uscita o usciti dalle scuole superiori, che possono essere in cerca di lavoro, che possono essere all'università o magari già laureati, non importa, non ci interessa il voto. La valutazione va sulla motivazione, sul curriculum, nel senso di ciò che uno, l'idea che ha avuto, come l'ha sviluppata, l'impegno che ha avuto anche nella vita sociale per portare avanti appunto la propria idea, no? Qui al nostro Centro Giovani abbiamo esempi di chi con una passione l'ha poi coltivata all'interno di un gruppo giovane e poi magari ha provato a mettersi in gioco su quella passione facendola diventare un'attività lavorativa, e nello stesso tempo rivolge il frutto della propria passione agli altri giovani. Abbiamo qui Federico, tanto per non fare nomi, della Tenda, che nasce all'interno del progetto Giovani, proprio in quel gruppo che si è interessato, si è formato alla comunicazione e è diventato ora uno degli esperti. Studia per diventare, io gli auguro di diventare un grande regista, ma allo stesso tempo mette a disposizione le sue competenze per progetti come questi. Ecco, questo credo che sia una forza grandissima del nostro territorio. La stessa campagna pubblicitaria, non so se Certo. l'avete vista, si intitola Mirror of the Future, Certo. quindi è proprio... È lo specchio del futuro, ma mi piace sottolineare come la M di Mirror e la E di Future, cioè il me, cioè io, riporti proprio l'idea che dentro in quello specchio, adesso abbiamo riempito la città di queste locandine specchio, dentro quello specchio che è il futuro, quindi non solo il mio futuro, ma ci sia la parola me, io, quindi sono io che gioco il mio ruolo per il futuro che è di tutti. Quindi non è solo un ritorno per la singola persona, ma il nostro progetto vuole avere un ritorno proprio per la collettività, no? L'impegno sociale.
Prima di capire come fare ad accedere quindi al bando, parliamo un po' di contenuti del programma di queste 3 giornate. Certo, allora la prima giornata, quindi l'8 marzo, si apre subito alla grande con Sergio Nava, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che tiene una trasmissione il sabato e poi un blog dal titolo Giovani Talenti, dove parla proprio dell'emigrazione professionale di tanti giovani italiani, ma anche di come questa tendenza possa essere invertita. Quindi un giovane talento che si rivolge a giovani talenti, quindi un inizio diciamo altamente motivazionale. Pomeriggio ci sarà in Silca, dopo una visita dell'azienda, avremo 2 donne, di 2 signore altamente competenti nel campo della formazione. Quindi parlo della dottoressa di Angela Daccò e poi della Maggiolo, da Lisena Maggiolo. Il secondo giorno avrà un altro inizio bomba, perché si aprirà con Sebastiano Zanolli, che è un po' la nostra star, senza nulla togliere agli altri, ma Sebastiano Zanolli è veramente magnetico, cioè chi lo sente poi non può non mettersi in gioco, quindi Sebastiano Zanolli, grande motivatore, manager atipico come lui ama definirsi, manager della Diesel, aprirà la seconda giornata. Dopodiché entreremo di più nel tema proprio del business model, quindi cominceremo a parlare anche dell'approccio digitale al business, e questo avverrà sia nel pomeriggio del 9 marzo, dove tra l'altro ci sarà poi un intervento di un giovane start-upper, quindi io spero anche uno che conosciamo bene nel nostro territorio, che porterà la sua testimonianza di come a 20 anni si possa effettivamente mettere in piedi un'idea, tramutarla in un business. E la terza giornata appunto in H Accademia sarà più incentrata proprio sulla parte digitale, quindi sulle strategie dei social media piuttosto che le strategie che il mondo digitale mette a disposizione per promuoversi come persona oltre che come giovane start-upper. L'altra sera parlando un ragazzo ha chiesto: e dopo le 3 giornate? È stata una domanda... È stata una domanda ovvia, intelligente, e che dimostra come ai ragazzi e alle ragazze poi piace andare al concreto. Ovviamente io, come ho detto prima, non posso garantire un lavoro, però credo che il dopo dipenda anche dal poter avere accesso a questo corso, perché a questo mini master, perché, come ripeto, ciò che si porterà in dote saranno delle competenze nuove, sarà anche una motivazione nuova, e poi, ripeto, secondo me il vero plus è dato dagli stage, perché chi avrà la possibilità di avere accesso a questi stage avrà diciamo, sarà in un gradino più alto rispetto a chi dovrà ancora iniziare ad entrare nelle aziende. Vi dico che tramite questi colloqui che noi teniamo all'Informa Giovani con manager dell'area, i sabati mattina, colloqui one to one, già alcune ragazze e ragazzi hanno avuto possibilità di fare stage ed alcuni stanno lavorando oggi, quindi è senz'altro un contatto diretto con il mondo vero del lavoro. Ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo in diretta. Vivi Radio. Too high or a little
nonsense. Mother was a victim, father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. Liberate your sons and daughters. The bush is high, but in the hole there's water. As you will, she'll be the whole of the law. And if it don't feel good, what are you doing it for? Now tell me, hey ho, here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane to the back of her throat, she thinks she's made of candy. Liberate your sons and daughters. The bush is high, but in the hole there's water. As you will, she'll be the whole of the law. And if it don't feel good, what are you? Allora, come si fa per partecipare? Bisogna andare in www.talentcampusvittorioveneto.it, semplicissimo, bando, si clicca su bando, si compila un modulo online semplicissimo, nome e cognome, 3 dati, dimostrare che si è residente in Veneto e che si ha un'età compresa tra 18 e 27 anni, come ho detto prima, 18 anni compiuti nell'anno, quindi anche se li si compiono a maggio va bene lo stesso, purché nell'anno 2013 lo stesso vale per i 27. E poi si spiega, perché c'è la parte diciamo più importante, quella dove si chiede perché vorresti partecipare a questo campus, quindi ci si deve presentare e si devono dare le proprie motivazioni. Quindi cioè non ci sono particolari requisiti? Assolutamente no, Età se non la motivazione. motivazione, certo. Che e sarà- la residenza in Veneto. Bene, con i criteri per decidere? Allora ci sarà una commissione fatta di selezionatori, ovviamente, ne abbiamo una buona squadra, che leggeranno le motivazioni, leggeranno le descrizioni di chi si è candidato e selezionerà, quindi una cosa assolutamente diciamo tecnica e che valuterà appunto la motivazione. Quindi io consiglio di presentarsi proprio con tutta la propria passione. Le informazioni utili per partecipare dove le troviamo? Di nuovo su www.talentcampusvittorioveneto.it. Speriamo di avervi convinto in molti, speriamo che partecipate in molti, ricordo che sono già molte le iscrizioni. Certo. Ricordiamo quando è l'ultima volta? Allora, tutto deve avvenire, cioè l'iscrizione deve avvenire entro le 24 del 24 febbraio, quindi è facile da ricordare. Il 24 febbraio a mezzanotte alle 24 scade la deadline per iscriversi al Talent Campus, non perdete l'occasione. Grazie Assessore per Grazie essere a voi, stata ragazze. qui nostra ospite. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 8:30, e parleremo di servizio civile. Ora vi lascio in compagnia di Magic Moment con Alberto e Federico. Grazie a voi.